impenetrabile, Presidente, cortina che in questo momento viene squarciata e mi sembra strano. Non è affatto vero, non è affatto vero. Questo tipo di cautela si è avuto soltanto per le strutture extracarcerarie. D'altra parte è sin troppo logico che lei, gli altri difensori e la stessa pubblica accusa in qualunque momento potranno produrre documenti della detenzione dei quali si evincerebbe comunque dove sono stati detenuti. Quindi la riserva, la cautela è stata soltanto per le strutture extracarcerarie, perché è sin troppo ovvio, perché si tratta di strutture che potrebbero essere nuovamente utilizzate. Quindi la domanda credo che in ogni modo, se vuole rispondere risponde. Sì, qui a Rebibbia al G6 ero detenuto, braccio G6. Lei ha fatto riferimento, è stato proprio stamattina, alle riunioni, e non ho capito bene da chi lo ha preso, alle riunioni che avvenivano con diciamo personaggi di Cosa Nostra, che avvenivano in diversi motel. Ecco, volevo chiarire un pochettino questa risposta. Lei ha detto riunioni avvenivano in diversi motel. Quali motel e dove sono collocati questi motel? Sulla statale per Palermo, Termini Imerese, la strada per andare verso Palermo. Facevamo una settimana a salire e l'altra settimana a scendere, per non stare sempre nello stesso posto. Che significa una settimana a salire e una settimana a scendere? Se ognuno ci sono, qua diceva che da Catania a Palermo 5-6 motel, sì. Ne sceglievamo uno lo facevamo a 500 metri e uno altri 500 metri, cioè per distanziarci da un motel di 500 metri, lo dico simbolico, chilometri. Cioè Termini Imerese, poi lo facevamo a Catania Zialise, ecco, poi ci spostavamo ma a queste riunioni, non ho capito, a queste riunioni lei ha partecipato oppure sono cose che ha... Io scendevo dalla macchina insieme a Marcello D'Agata e me le presentavo. Ho assistito alla discussione di cantiere, di droga mai, di quando portavano i cantieri Costanzo verso le zone che ci interessavano i palermitani, quando è stato dovevano assassinare il Mondana. E tutto questo avveniva, cioè, in quale periodo? Cioè in quel periodo la carica di rappresentante provinciale da chi era ricoperta? Ufficiale non era coperta da Marcello, però gli avevano dato l'incarico provvisorio per tappare, diciamo, quel periodo che non c'era la provincia. Non era ufficiale che Marcello era provinciale. Ho capito. Cioè Aldo gliel'ha chiesto come cortesia se ti poteva interessare per un paio di mesi la provincia. Lei ha fatto riferimento ad una rapina commessa a Bologna. Sì, nell'83. Ecco, innanzitutto le chiedo, sono state commesse o progettate altre rapine oltre questa o questa è l'unica rapina? No, io ne ho fatte un sacco di rapine. Altre rapine l'ho fatte. Per la consumazione di queste rapine avevate un appoggio, una base? Certe volte sì, certe volte no. Bisogna vedere qual è la rapina. Lei ha conosciuto Antonino Gioiè? Sì, qui a Catania. Quando l'ho conosciuto? In quale occasione? Quando hanno portato a San Tomazzei dopo essere diventato uomo d'onore. E dove l'hanno portato? A Zialise, dove c'era Santa Paola. E lei era sul posto oppure è una cosa che le è stata riferita? No, io ero fuori. Cioè lei dove? Non era dentro l'appartamento, ma ero fuori. E con chi c'era andato? C'ero io, Santo Battaglia, Enzo Santa Paola e altri ragazzi che non mi ricordo. Le volevo chiedere un'altra cosa. Quando, se è mai capitato, che una ditta protetta dalla vostra organizzazione, se è mai capitato che una ditta protetta dalla vostra organizzazione, facendo dei lavori fuori dalla provincia di Catania,
abbia avuto disturbi da parte di altre organizzazioni o comunque da parte di altre famiglie di Cosa Nostra. È mai successo questo? Sì, Sa indicare è successo a Barcellona. la circostanza È successo a Barcellona. a Barcellona? Ne ha già parlato, mi pare, Sì. questo di Barcellona. Ricorda altri episodi di questo genere? No, perché di solito negli incontri si metteva a posto, vedi che sta arrivando questa ditta, vedi che c'è tutto regolare, perché ogni settimana c'era l'incontro. Lei ha fatto riferimento ad un incontro avuto con Benedetto Santapaola dopo l'omicidio, o il giorno dopo o 2 giorni dopo, ora non ricordo bene, dopo l'omicidio di Leo, Sì. e ha fatto riferimento al fatto che si è parlato della pulizia che si stava facendo a Catania. Lei ricorda se il Santapaola in quella occasione ebbe a dirle qualcosa? No, non mi ricordo. Lei della collaborazione di Samperi, quando, Ah no, sì, sì. quando ha avuto notizia? Santapaola mi ha chiesto su Samberi. Allora, avevamo parlato degli omicidi, il fatto che Samberi, De Leo si spaventava di Samberi. Non ho capito. Cioè, Niente discorsi Ma di pensavo che era l'avvocato qualcuno. No? No. Silenzio. Allora, cioè che cosa le ha detto? Se io avevo commesso qualche reato insieme a Samberi. Lei ha capito o ha saputo perché le ha fatto questa domanda? No, Lei ne aveva commessi i reati, ne ha commessi i reati assieme a Samperi? sì, abbiamo fatto un omicidio, io, Samberi e Marcello Daca. Qual era la vittima? Chi era la vittima? Foti, ad Aci Castello. Lei ha detto che Aldo Ercolano, sintetizzo, spero di non tradire il suo pensiero, comunque di non ricordare male, che con riferimento durante la guerra con i Ferrera, Ercolano una volta le diceva di uccidere i fratelli Ferrera, qualche altra volta invece le diceva di non farlo. Sì. Ecco, sa lei quale fosse la posizione di Santapaola Benedetto con riferimento ai figli del Ferrera? Di ucciderli. Ha capito la domanda? Sì, sì, di ucciderli. E questo come fa a saperlo? Perché ne abbiamo parlato una volta con lui, che la guerra ci si deve fare e si devono ammazzare a tutti. Chi ne aveva parlato? Io e Marcello. Come lui aveva autorizzato anche l'agguato a Pippo Ferrera lì all'ospedale. Questa non è stata una decisione di Aldo dell'assalto all'ospedale, al Maurizio Asco. E questo come fa a saperlo? Non poteva prendere questa decisione Aldo da solo così. Quindi era l'apertura di una guerra. Dico, lo sa perché fa questa deduzione oppure No, perché... no, ne ho parlato con Marcello e poi è giusto così. Comunque Aldo non... Cioè era l'apertura di una guerra, l'omicidio di Giuseppe Ferrera se riusciva all'ospedale. Io dico la mia e basta. Silenzio. Le è stato chiesto quali fossero i requisiti per diventare uomo d'onore e lei ha fatto riferimento, tra l'altro, alla capacità, all'audacia, lei ha detto capacità di audacia della persona che doveva essere
doveva diventare uomo d'onore. Le chiedo, questa capacità di audacia, chi la doveva valutare e come veniva valutata nell'ambito della vostra Ma non solo organizzazione? l'audacia, dottore, anche l'intelligenza è importante in queste cose. Ecco, Marcello D'Agata non è audace, ma è intelligente. ecco, ma chi le valutava? Come veniva? Quali erano i parametri per dire una persona è audace? Guardavano le persone, quella è audace, quella è intelligente, può entrare a fare parte, può portare bene alla famiglia praticamente. Cioè, ma dico, come avveniva questa valutazione? Cioè, com'è che si Guardi, guardava? io non lo so perché non ho guardato mai nessuno per farlo entrare in Cosa Nostra. Potevo dare il mio giudizio, un ragazzo bravo, un ragazzo in gamba, di famiglia pulita e basta. Non ho seguito nessuno che l'ho inserito in Cosa Nostra. Cioè tutti quelli che seguivo io dal modo, non è entrato nessuno in Cosa Nostra. Cioè, audace c'era Pinuccio De Leo, un sacco, un mare di omicidi, però non è entrato mai in Cosa Nostra. Risulta dagli atti che al momento della esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare che l'ha riguardata, cioè per farmi intendere da lei della operazione del viale Ionio, lei era latitante, cioè nel momento in cui è stata... Sono stato informato io, Da chi è stato informato? tramite Corrado Caruso da Salvatore Barcella. Da? Corrado Caruso lo diceva a Salvatore Barcella e mi hanno avvisato che doveva scattare un blitz quella notte. Lei ha informato altre persone di questo? Io sono andato a casa di Aldo e già la moglie mi ha detto che se n'era andata e mi sono tranquillizzato. Sono andato a casa di Marcello, invece era al ristorante e gli ho lasciato detto alla moglie, ho detto a Marcello che appena rientra di allontanarsi perché stava scattando un blitz quando di noi altri. Invece Marcello è arrivato a casa, sua moglie gliel'ha detto e non ci è interessato. O non ci ha creduto perché c'è stato un sacco di volte al lato e poi non succedeva niente. Comunque io mi sono recato la latitante in via Cefalo Mannini. Lei è stato? Latitante in via Cefalo Mannini. Non ho sentito. Comunque latitante dove poi mi hanno arrestato. Ah. E fin quanto è stato latitante? Circa 2 mesi. E Fino a perché? che mi hanno scarcerato il Tribunale della Libertà. Cioè dopo quanto tempo è stato scarcerato? Sono passati circa 2 mesi. Non ho altre domande, Presidente. Signor Presidente, posso? No. Avvocato Gulisano. Al momento ancora il pubblico ministero non ha finito. Ah, ha detto non ho altre domande. Sì, uno dei pubblici ministeri. Scusi. Avola, le avevo chiesto poc'anzi se era a sua conoscenza se vi fossero stati rapporti diretti fra l'onorevole Andò e il Benedetto Santa Paola e lei ha risposto in una data maniera. Quando è stato sentito il 17 marzo 94 sul punto aveva così dichiarato: ho saputo da Marcello D'Agata che il Nitto Santa Paola si era incontrato con l'onorevole Andò a Mascalucia in una villa messa a disposizione dai fratelli Cesarotti. Ricorda? Sì, I fatti sono andati così allora? sì, me l'ha raccontato Marcello D'Agata. Senta, lei ha conosciuto o sentito parlare mai di un certo Salvatore Tilenni? Sì, in carcere. Sa chi è Salvatore Tilenni? Un fratello di un ragazzo che era il boss di Paternò, il capo di Paternò. E l'omicidio, quello che ho parlato l'altro giorno di padre e figlio, di Assinnata, che dovevano fare a E Paternò. questa è la persona che non ricordava. Questa è la persona che non ricordavo, Tilenni, sì. Abbiamo finito, Presidente. Volete fare una Signor sospensione o Presidente, andiamo avanti? scusi, se mi consente, io dovrei partire. 4 domande devo fare. Avvocato Gulisano. Sì, grazie.
Signor Avola, parlando del figlio del signor Francesco Mangion, su domanda del signor Pubblico Ministero, lei ha detto che si doveva fare uomo d'onore. Ma Voleva il padre che si faceva, no che si doveva fare. voleva il padre, ma a chi lo disse il padre? Ma sai che ne ho parlato con Marcello, con Aldo? Ma a lei ne A me parlò? no, personalmente no, a me no. Non ne parlò a lei. E lei l'ha preso ovviamente da altri. Da Marcello D'Agata. E si ricorda in quale periodo il Mangion manifestò questo suo desiderio? Ma credo che era il 90. Nel 90. Credo che era il 90. Quindi non è certo. No, non sono certo. E sa perché non divenne uomo d'onore? Non lo so. Questo non lo sa. No, Cioè, non lo so. nonostante ci fosse stato questo desiderio del Mangion, non si fece uomo d'onore del figlio, ma lei non lo sa. E io non lo so. Sì. No. E lei sa che tipo di attività esattamente svolge il figlio del Mangion Giuseppe detto Enzo? So che era un geometra. E aveva uno studio tecnico, un'impresa? Studio tecnico vicino... Sì, ma Corso dico, ma concretamente che tipo di attività svolgesse lei non lo sa? No. Non le risulta? No. Nessuno gliel'ha mai detto? No. No. Lei ha anche parlato di certi lavori che si dovevano fare nel porto di Catania, ai quali era interessato Mangion Francesco. Sì. Che tipo di lavori esattamente? Cose sempre dove poteva entrare il figlio. Non lo sento, signor Cose Moravola. sempre che doveva entrare il figlio, come... Sì, ma scusi, io vorrei capire, nel porto di Catania si svolge attività di facchinaggio, altro non si svolge. Esattamente... No, si svolge. Prego. Si svolgono altre cose. E mi ce lo dica. E ci sono appalti per Dentro ricostruzione, il c'è un porto? giro di soldi vastissimo al porto Dentro di il Catania. porto? Dentro il porto non è solo facchinaggio. In relazione Ci sono all'attività- miliardi, come li ha guadagnati Pippo Colano, i miliardi da solo. Scusi, queste sono sue considerazioni. Sono mie considerazioni. Ma lei Questa è la cosa nostra Si invece. attenga alle domande. Lei mi deve far capire, cioè in relazione all'attività del figlio del Mangion, quale interesse poteva avere? Non lo so. Lei sa se il figlio del Mangion operava con privati o con enti pubblici? Non lo so. Le risulta che il figlio del Mangion ha sempre lavorato onestamente? Lo posso giurare. Lo può giurare? Sì. Va bene, ho finito signor Presidente, grazie. Presidente, le chiedo scusa. Io dovrei perdere non più di 2 minuti, tranne che la Corte ritenga di farlo subito questa pausa. 2 minuti mi Come sembra. preferite. No, per noi... Cioè, voglio dire, se possiamo finire per le 15, Per me andiamo avanti. proprio 2 minuti, per me. Se possiamo finire per le 15 andiamo avanti. Sì, Non lo sì, so, Presidente, sospendiamo. senz'altro. Avanti. Ce la facciamo. Contrario. Avvocato Passanisi, Sì. Senta, un po' d'attenzione per favore. signor Avola, ci sa dire quando il Salvuccio Marchese subentrò a Ferrera nella carica di rappresentante provinciale? In che anno? Credo che era l'84. Grazie. Una domanda, Presidente, questa- sono l'avvocato Rapisani. No, un momento all'avvocato Russo. Signor Avola, lei ha risposto oggi a una domanda postale, a una delle poche postale dal consigliere Allatere. Le è stato domandato a riguardo del ruolo del consigliere. Sì. Lei ha risposto: i consiglieri di regola partecipano alle decisioni. Di regola, sì. È quello che io desidero contestarle, è che per la verità la contestazione, signor Presidente, non ha un carattere meramente letterale, ma proprio contenutistico. Lei in data 15 aprile, è un verbale già vessato, domandato esplicitamente al proposito proprio del consigliere, lei risponde così:
I consiglieri della famiglia, premetto, scusate, chiedo scusa signor Avola, ho ricordato in questo momento le parole che lei ha detto a risposta del signor consigliere Allatere. Ha anche detto sì, e potevano smontare, questo è il termine che lei ha usato, le decisioni prese i consiglieri. Ora torniamo alla contestazione. I consiglieri della famiglia, dice lei, al PM, hanno un ruolo consultivo per quanto riguarda le decisioni di maggior rilievo. Ora, il contrasto, a mio modo di vedere, e non credo di errare, sarebbe questo. Lei, alla domanda del giudice Allatere che voleva sapere il ruolo del consigliere, lei avrebbe detto: di regola partecipano alle decisioni. Sì. Bene, lei aveva detto al pubblico ministero che indagava proprio su questo punto che i consiglieri della famiglia invece avevano un ruolo consultivo e solo per quanto riguarda le decisioni di maggior rilievo. Cosa ben diversa è, ed ella lo intende, ed ecco perché le faccio la contestazione, è partecipare alle decisioni, il che comporta una volizione, e il ruolo consultivo, il che comporta, come posso dire, soltanto dei consigli, per come la parola dice. Lei ha anche detto al giudice Allatere potevano smontare le decisioni. Sì. Smontare è già un'attività che importa una volizione e un contrasto, nel mentre il ruolo consultivo è meramente quello che si dice ruolo consultivo. Allora io nel mentre produco il verbale solo a questo limitato fine, se lei questa volta sì, se lei mi spiega, io accetto che lei mi dia una spiegazione. Sì, io quando si parla del consigliere, se si vuole dare il ruolo giusto, il consigliere dovrebbe essere presente a tutte le riunioni, per tutte le decisioni. Però in certi casi non veniva certe volte utilizzato il consigliere, anzi veniva avvisato dopo. Questo gli è capitato anche a Marcello D'Agata. Non ho sentito nulla. Questo gli è capitato anche a Marcello D'Agata. No, prima lei ha detto... Cioè dovrebbe essere presente in tutte le riunioni, il vero consigliere. Sì. Anche Però, quando si decide una rapinetta di due lire? no, allora non stiamo parlando più di Cosa Nostra, ma stiamo parlando di malavita qui dentro. No, lei ha fatto anche rapinette quando era uomo Ma di i Cosa rapinetti Nostra. che io rapinetto quando ero ragazzino le ho No, fatte. dopo. Dopo ho fatto rapinette. Non li io. ha fatto? Io rapine di miliardi ho fatto, e fotte di miliardi. Allora, io desidero per favore quindi sentirla per quello che mi stava dicendo. Dunque, il consigliere di regola partecipa a tutte le riunioni? Sì, di regola. Sì. E allora il contrasto come me lo sta spiegando? Lei perché allora al PM ha detto hanno un ruolo consultivo, che è cosa diversa, consigliare è un'altra cosa, per quanto riguarda le decisioni di maggior rilievo? E mi scusi, me lo vuole spiegare? Se non lo sa spiegare chiudiamo qua. Consultivo non è neanche una parola mia, io non lo uso sta parola. Ah, è una parola di chi verbalizza, cioè Di chi insomma, verbalizza. lei non sa che significa Io glielo consultivo. posso spiegare con parole mie che cos'è il E consigliere. con la parola sua no, mi dica che significa consultivo. Lei cosa voleva dire al PM quando il PM ha verbalizzato furbescamente consultivo? Mi faccia capire. Bruscamente no, cercavo di correggermi il mio italiano. Chiaro quello che voglio dire, per carità. Mi spieghi, consultivo che significa? Consultivo significa che uno si deve consultare con altre persone Bravo. prima di fare un reato, fare anche un affare, non per forza un Bravo, reato, anche perfetto. un investimento di soldi. Perfetto. Per giunta lei dice per decisioni di maggior rilievo. Di rilievo, certo, la rapinetta non si interessa, Bene. per il furto non si interessa. Oggi alle curiosità del giudice Allatere, che ha ben donde per avere queste curiosità, e le ha chiesto, ma insomma, il ruolo del consigliere, lei ha detto qualcosa che contrasta macroscopicamente, diciamo, contrasta in nella sua maniera mentalità. grossa con quello. Partecipava di regola alle decisioni e poteva smontare le decisioni addirittura di chi era più alto in carica. Vi faccio capire, c'è il contrasto o no? Gli consigliava, e se la cosa non si doveva fare poteva anche smontare una decisione. Va bene, io non ho in un altro- omicidio è eccellente inutile- di una cosa, ci non conviene farlo ora, nel periodo facciamolo E fra poi 6 chi mesi. decide- mi deve scusare, consigliare è una cosa, decidere è un'altra. Ci siamo capiti su questo? Sì, però lei non sa il ruolo del consigliere qual in è. ultima analisi chi è che decideva? No, Presidente. Scusi. No, decideva sempre il Quindi capo. non ha domanda. Questo è la conseguenza, poi la trarrà la Corte, io non posso valutare. Io voglio sapere da lui perché ha detto cose diverse. E c'è anche sul punto, Vabbè, mi sono c'è ferma- un'affermazione del Mi sono collaborante. fermato qui, la ringrazio. Comunque Va bene. produco il verbale. Presidente, mi scusi, a completamento della domanda che avevo fatto. Però vorrei un po' di attenzione in aula. A completamento della domanda Se che avevo c'è troppo movimento, se c'è troppa stanchezza, allora sospendiamo. Fare cose che non
che non si capiscono. Sì, insomma. una domanda Un po' di silenzio. Presidente, siccome probabilmente posso? Sì, prego. Dico, ci sarà da fare qualche atto istruttorio. Credo che dopo tutto forse sarebbe meglio sospendere Presidente, siccome devo completare avanti, quella avvocato domanda, Bassanini. magari poi dopo si chiude. Un momento Però di è pazienza. importante Quindi, che avvocato la Bassanini, faccia ora. coraggio. Senta, lei ha detto che il Salvuccio Marchese subentrò al Ferrera. Sì. Ci sa spiegare perché il Ferrera dismise la carica? No, le cariche si possono cambiare. Sì, ma ci vuole spiegare perché ci fu questo cambiamento? No, perché non era un uomo di Cosa Nostra all'epoca. Ho capito, grazie. Una sola domanda, Presidente. L'avvocato, il suo nome, avvocato? Rapisardo lo ricordo, ma c'è anche Nino, Presidente. Nino Nino Rapisardo. Signora Avola, un solo chiarimento. E a domanda del pubblico ministero, lei ha chiarito che si sono svolte riunioni in diversi motel. Sì. Io desideravo chiederle con che cadenza si facevano queste riunioni Ogni settimana. e può fissarle nel tempo, l'anno e per quale periodo, per quanto tempo? 86 fine. Fine 86 significa No. gli ultimi 4 mesi, 5 mesi? Diciamo che Marcello ha fatto la provincia da aprile in poi. E quindi per 5 mesi si sono svolte queste riunioni, poi non più. No, poi si sono svolte cambiando la carica, ci andava Manciano Giuseppe, poi si è passata la carica a Galea Giuseppe e Salvatore A me Santapaolo. interessava solo il periodo di queste riunioni. Il periodo che l'ha fatta Marcello? Ecco, quando lei ha parlato delle nell'86. riunioni nei motel, prego, Nell'86. fine 86. Nell'86, no, fine. Allora, durante tutto l'86, No, durante no. mi faccia capire, non l'ho capito. Un Mi paio dice- di mesi dell'86, da febbraio in poi, perché fino a febbraio eravamo in carcere noi altri. Allora, da febbraio a fine 86, Sì, un paio di mesi, sì. altri periodi no in questi motel. No. Va bene, grazie. Avvocato Di Giorgio? Sì, senta Avola, in occasione del blitz di Viale Ionio, Sì. del quale lei seppe anticipatamente, così come poc'anzi ha detto, oltre ad avvisare D'Agata, chi avvisò? Chi altri avvisò? Aldo Ercolano, ma a casa non c'era. E nessun altro? No. Nessun'altra domanda. Chi deve intervenire ulteriormente? Avvocato Catania, poi? Signor Presidente, io ho una domanda sola, brevissima, se... Avvocato Pogliese. di una brevità assoluta. Signor Avola, mi riferisco alla domanda fatta dal mio codifensore, il quale le disse: può accadere che un soldato scavalchi il capogruppo nel commettere un reato? E lei ha dato una risposta. Le chiedo, il complemento a questa risposta e a questa mia domanda. Può accadere che un capodicina, un rappresentante, cioè un'alta carica, recluti dei soldati per un fatto senza che il capogruppo ne sappia niente, cioè che sia scavalcato, che non sia portato a conoscenza di quello che accade? Il capo, il rappresentante, come chiama lei, capo? Sì. No. Cioè lo deve sempre portare a conoscenza del capogruppo? No, lo può fare benissimo, si fa un gruppo e lo può tenere anche nascosto. E quindi scavalca il capogruppo? Chi è il capogruppo? Scusa, noi altri avevamo un rappresentante, vice rappresentante e un capodicino. E poi ci sono i gruppi? I gruppi sono gli ultimi. Benissimo. C'è il capogruppo e i soldati. Benissimo, quindi il rappresentante o il capodicina può scavalcare, il capogruppo? Il capogruppo è il rappresentante, l'uomo di Cosa Nostra che dirige il gruppo, è sotto il capodicino. Benissimo, quindi dico il capodicina può reclutare dei soldati, dire a dei soldati di fare un'azione senza portare questa azione a conoscenza del capogruppo, dico. No, il capodicino no. E il rappresentante? Sì. Benissimo, e i consiglieri? I consiglieri non reclutano nessuno. Esatto, quindi soltanto il rappresentante ha questo potere, Sì. Grazie. Allora il capogruppo che si avvicina dei ragazzi. Allora, altri? No, volevo sapere quanti interventi ci sono ancora. Quanti? Allora, sospendiamo mezz'ora.
Andiamo avanti. Ma anche per saperci regolare. Se i pubblici ministeri devono comunque rifare richieste istruttorie, io preferisco avere ancora qualche minuto di riflessione. Va bene, allora sospendiamo. Potremmo sapere, Presidente? Alle 15 riprendiamo, 15, 15 e 10, mezz'ora di sospensione. Allora, qual è il problema? Mezz'oretta, sì, mezz'oretta. C'era nessuno. E poi spuntato 27 avvocati che vanno a fare. Allora si può appartare, sì. Vista che è venuta fuori questa circostanza di attentato al magistrati, al dottore Speranza, e visto che questa circostanza, per come si evinceva dai verbali, dalla lettura dei verbali, era peraltro stata riferita e coperta da omissis, chiedo sempre tramite la Presidenza, invito ufficialmente il pubblico ministero a depositare il verbale nella parte de qua. Potrei avervi interesse eventualmente a fini contestativi. Pubblico ministero. Accoglie l'invito. Chi era in turno, se possiamo procedere oltre, intanto c'era l'avvocato Passarello, mi pare. Presidente, chiedo scusa, avevo dimenticato di fare una contestazione, se ritiene quando posso farla. Procediamo intanto con il controesame sugli ulteriori punti dell'esame e poi vedremo le ulteriori attività. Avvocato Passarello, prego. Grazie Presidente. Avola, desideravo che chiarisse se può qual è l'esatto ruolo del Tuccio in questa questione del terreno. Lei ha parlato di un terreno a cui era interessato, a un lotto di terreno, a un acquisto o una vendita, non ho capito bene. Si è fatto da tramite fra la signora e Dinaiello. Ecco, mi scusi, non capisco questo. Anzitutto, di quale terreno si tratta? Vicino ai Ciclopi, dove hanno fatto lo spiazzo. Ah, vicino ai Ciclopi, non è quel. Non riguarda. Attaccato ai Ciclopi, sì. Attaccato ai Ciclopi, ho capito. E lei parla di una signora, io non capisco cosa vuol dire quando lei dice la signora ha pagato poco, cioè cosa. Sì, che l'ha passato a Tuccio per. Cioè, mi scusi, questo terreno, di chi è? Il proprietario di questo terreno chi era? La signora. Mi scusi, poi voglio capire un'altra cosa, ma questa è una vicenda illecita, cioè lei ne parla, è una vicenda che costituisce un fatto illecito, criminoso o no? Lei perché ne parla di questa vicenda? Mi faccia capire. No, non ce n'è reato. Ha fatto un guadagno lecito perché ha fatto un passaggio di un terreno. Ah, ho capito. Ecco, se mi spiega solo brevemente sto passaggio di terreno e così non ho altro da chiedere. Il terreno era di proprietà di chi? Di una signora? Di una signora, sì. Il Tuccio ha fatto da tramite per venderlo a Dinaiello, che lo doveva pagare ipotesi 100 milioni, la signora invece gliel'ha pagato 1 miliardo a Tuccio, sto parlando come ipotesi. Come ipotesi, sì. Pagando alla signora 100 milioni soltanto. Ha fatto un guadagno solo il Tuccio, diciamo, va. Ah, quindi è stato venduto a questo Aiello sostanzialmente tramite Tuccio, che ha fatto una sorta di intermediario, secondo lei? Lucrando sul prezzo. Senza reato, sì. Ho capito, senza reato. Ho capito. Va bene. Senza minacce, sì, senza. Ho capito. Nient'altro, Presidente, grazie. Avvocato Catania? Mi pare, non lo so. Signor Avola, lei ha parlato di tale Aiello e del cugino Castelli. Questo Aiello di cui parla lei come si chiama? Dino? Dino Aiello, sì. E Castelli chi è? Castelli Salvatore? Questo soggetto ultimo, Castelli Salvatore, è inserito nella vostra organizzazione o è estraneo alla vostra organizzazione? No, era vicino a Carletto. No, trafficava soltanto in droga. Quindi dico era estranea alla vostra organizzazione? Per conto di Carlo, sì. Era estranea alla vostra organizzazione? Sì, non faceva parte integra dell'organizzazione. Mi dica una cosa, lei ha parlato di un attentato al dottore Bertone pure, mi pare, no? Sì. E al dottore Speranza? Sì. Perché poi non venne fatto questo attentato? No, a me poi mi hanno arrestato e non ho seguito più la vicenda. Poi Enzo Santapaolo mi aggiorna in una celletta del carcere di Catania dove si stavano sempre interessando.
Solo per il dottore Bertone abbiamo parlato. Cioè, quando io ero detante in via, dove ero detante io? Sì, ho capito. E lei, è venuto al Fio Fighiera, gli racconto tutta la storia con me. Sì, dico, ma non sa quindi le ragioni, non ricorda. Le ragioni era perché il dottore Speranza ci stava massacrando perché faceva inchieste, tante cose, diciamo, contro l'organizzazione. Poi è E il uscito dottore fuori Bertone? altrettanto. E questo massacrarsi che significa? Che ci dava addosso con i poliziotti, faceva inchieste insieme alla magistratura, cioè per noi altri colpevoli erano sia il dottore Bertone che era sempre nella voce. E lei ha detto che ne aveva chi aveva quest'idea di chi era, dell'Ercolano? Sì, già nel 92 si parlava di questo attentato. Allora, io le devo contestare, ed è chiaro che la contestazione vale solo ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni del test del collaborante, che lei, proprio nell'immediatezza della sua collaborazione, così si esprime. Prima di far ciò voglio fornire un'indicazione che ritengo particolarmente urgente, che riguarda un programmato attentato ai danni del qui presente dottor Bertone. Sì. Preciso che già alla fine del 92, cioè allorché scattò l'operazione che coinvolse i figli di Nitto Santapaola, che in quella circostanza vennero tratti in arresto, lo stesso Nitto Santapaola era inferocito contro il dottor Bertone e programmava ai danni di quest'ultimo un attentato. Sì. Poi ha aggiunto che l'attentato venne meno perché i figli vennero scarcerati dal Tribunale della Libertà. Lei oggi sta dicendo ha detto cosa diametralmente opposta. No, ha detto che era stato al Ercolano. No, la sostanza è sempre quella. Secondo lei la sostanza è sempre quella, va bene. E che non sapete. Guardi, lei la doveva dire per forza la sua, non poteva fare a meno. Signor Ercolano, io la invito a starsi zitto, Presidente, io invito la Corte a comprendere anche l'estrema la Corte non comprende quando si tratta di insulti, non è che è solo un moto dell'animo, insomma. Io ho invitato il mio assistito a tacere, non insultare, addirittura a tacere, non ad insultare, Presidente. Temo di sì. Senta, lei ha parlato di regole e cariche ben precise all'interno dell'organizzazione, vero? Sì. Solitamente la trasgressione delle cariche, delle regole, dei compiti inerenti alla carica, che cosa comporta? Cosa può comportare? La carica viene scelta dal rappresentante, dal vice. No, non sono stato chiaro. Se a lei ha detto che gli vengono spiegate le regole e le cariche quando diventa uomo d'onore. Sì, si deve sapere l'organizzazione. Non tutto in un giorno, ma piano piano. Aspetti, io le sto chiedendo intanto. Chi non rispetta le regole o le cariche, a che cosa va incontro? Mi scusi, Avvocato Catania, la domanda deve essere più specifica, perché in termini generali ha già parlato, Presidente. È stato indagato, è stato esplorato questo argomento. Devo fare, chiedo la comprensione della Corte, se la domanda non può sembrare immediata e diretta, perché la domanda immediata e diretta potrebbe non consentire la ricostruzione del controesame. Sia il consigliere relatore che poi i pubblici ministeri sono tornati su consigliere, su rappresentante e vice rappresentante, cioè sono tornati sul cuore della organizzazione. Allora questa è l'unica domanda che faccio partendo da lontano, per arrivare poi al cuore del problema, ma devo partire da questa, Presidente, perché altrimenti lo scopo rimane frustrato. Io cercherò di avviso, perché non ho alcun interesse a dilatare il controesame. Risponda. Che devo rispondere? La trasgressione delle regole che cosa comporta? Se lei non rispetta le regole che gli sono state date al momento in cui è diventato uomo d'onore, o il capodecina, o il vice rappresentante non rispetta le regole, sì. A che cosa va incontro? Prima si discute la cosa e si viene avvisato di comportarsi giustamente, e poi se sbaglia ancora può venire anche assassinato. Quindi c'è un avviso e dopo il mancato avviso viene la morte. Viene la morte. Ora lei ha parlato di rappresentante, vice rappresentante e capodecina, sì. Giusto? Io le chiedo, la differenza fra il capodecina e il vice rappresentante qual è? Il capodecina deve dirigere i gruppi
Il vice rappresentante è soltanto per passare le informazioni al rappresentante e prende le sue decisioni. Aspetta, il vice rappresentante? Parla con il rappresentante per le decisioni. Per le decisioni. Come regola. Capodicina deve curare tutti i gruppi. Ma dico, l'ordine poi, dico, questo curare i gruppi, che significa che la funzione organizzativa di un episodio, secondo le regole, a chi appartiene? Cioè, voglio dire, in Cosa Nostra Palermitana, se che lei sa... No, non lo so. Non lo sa. E allora qui, dico, chi organizza un omicidio? Chi è il capodicino o il vice rappresentante? Può essere sia il rappresentante che il vice rappresentante, come lo chiama lei, che deve passare poi non l'ordine al capodicina, ma al capodicina per organizzare l'omicidio. E questo avviene sempre di regola oppure è un'indicazione, un'indicazione di massima? No, è una regola, il capodicina deve sapere queste cose, perché deve sapere se in un tale quartiere si sta facendo un'altra operazione, cioè non può fare incontrare i due... Il capodicina sa tutto, ma se io un amico mio sta andando a fare un omicidio zona Zia Lisa, io non lo so. Allora se io devo andare a fare un altro omicidio zona Zia Lisa, passo dal capodicina e dici per oggi non c'è andare perché stanno uccidendo a Tizio. Sì, però io ancora non ho ben inteso, cioè non colgo la differenza, peraltro dico lei in sede di esame, su questo mi pare che sia stato più chiaro. Guarda, più chiaro di così... Cioè il capodicina deve sapere tutto. Questo sapere tutto che cosa significa? Che ha compiti organizzativi? Passano di tutto, tutte le estorsioni, gli omicidi, tutte le cose passano dal capodicina. Perché organizza tutti i gruppi. Ma io spero che tu capisca che perfino, insomma. Dico scusi, ma allora dico il ruolo l'Ercolano, lei non ha detto che, io non lo capisco lei che ruolo attribuisce all'Ercolano, è vice rappresentante. Un'ultima domanda, Presidente, lei ha parlato anche di un appartamento a Zia Lisa dove lei era fuori e avrebbe visto, gli sarebbe stato detto che c'era Gioele. Lei questo appartamento l'ha mai fatto localizzare o individuare alle forze dell'ordine? No. Non ho altre domande, Presidente. Ci sono altre domande? Io, Presidente. Avvocato Nava. Purtroppo devo entrare in questo argomento che non mi fa molto piacere, ma soltanto 2 battute. Senta, signor Avola, lei di questo attentato al dottor Bertone ne ha sentito parlare direttamente da Nitto Santapaola? No. Chi gliel'avrebbe raccontato? Alfio Fichiera. Alfio Fichiera. E le risulta che l'organizzazione detenesse o avesse in uso un bazooka o più bazooka? Sì, comunque io voglio dire una cosa, prima che poi mi fa la contestazione. Alfio Fichiera non mi ha detto che si doveva colpire il dottore Bertone. Io l'ho saputo in carcere dentro Santa Paola per il dottore Bertone. Cioè il nome è risaltato dopo, quando sono cominciate le operazioni. Scusi, allora Alfio... Prima io sapevo soltanto che Alfio Fichiera, quando io ero latitante, veniva, stiamo parlando nel 92, fine, sì, e mi diceva che si stava curando del dottore Speranza, già lo stavano seguendo, e di questo magistrato. Sì. Per il fatto dell'arresto dei figli di Santa Paola. Io che ero latitante, c'era Marcello D'Agata. Poi piano piano la cosa si è raffreddata, perché sempre Alfio Fichiera e Santo Battaglia che venivano a casa mia mi dicevano che le cose si stavano aggiustando perché avevamo un amico al Tribunale della Libertà, e questo è il dottor Cardaci. Silenzio in aula. Silenzio. Silenzio. La seconda domanda era questa, le dicevo, e lei mi stava per rispondere. L'organizzazione aveva in uso uno o più bazooka? Sì. E dove erano detenuti, lei lo sa? A piano tavola. Piano tavola? Sì. Avevano un'apparecchiatura sofisticatissima per le autobombe, parte l'hanno trovata anche i carabinieri.
altre domande, Presidente, grazie. Altri interventi? Pubblico Ministero. Lei poc'anzi sulla vicenda dell'attentato, rispondendo a una contestazione dell'avvocato Catania, ha detto la sostanza è la stessa con riferimento alla sfera decisionale o del Santa Paola dell'Ercolano. Vuole chiarire, Avola, cosa intendeva dire? Che perché se Ercolano prendeva una decisione e poi si metteva a posto con suo zio, lo poteva fare benissimo prima come vice rappresentante perché lo zio era latitante, aveva la carica in pieno, diciamo, perché era libero, non era latitante. E vice rappresentante soltanto, diciamo, come gerarchia, però siccome era libero lo zio latitante, il vero responsabile di tutte le azioni se la poteva assumere la responsabilità e poi ne parlava con suo zio. Mentre il ruolo dell'Enzo Santa Paola in che cosa sarebbe Niente, consistito? un ragazzo come me che girava di quartiere e basta. Uomo d'onore della famiglia Santa Paola. No, dico, in io questa non so mai vicenda- che è stato capodecina. No, chiedo scusa. Il ruolo in questa vicenda dell'Enzo Santa Paola, in questa vicenda dell'attentato. Perché io mi sono informato con lui al carcere di Catania, mentre che mi stavano trasferendo a me e a lui. E fu lui allora a dire il nome del magistrato in quella Sì, circostanza? che ci stavano pensando. E come nacque questo discorso con l'Enzo Santa Paola? Come mai nacque questo discorso in quel momento in carcere, Avola? Abbiamo avuto 10 minuti a disposizione perché non ci incontravamo. Sì, ma come mai? Cioè, parlò cosa proprio si di stava questa facendo vicenda? contro i pentiti, contro la magistratura? E si stava organizzando questo attentato. Noi avremmo finito, io dovevo volevo soltanto fare una contestazione che avevo dimenticato poc'anzi in merito ai rapporti o alle notizie apprese nel colloquio con il Tignino. Domanda. Persona nota da farsi compatibilmente nelle forme della ricognizione personale e quindi il maresciallo, per favore. Si procede all'esperimento istruttorio. Mi dovrebbe portare qua sull'emiciclo l'imputato Privitera Mario assieme ad altri due a sua scelta. Preferibilmente glieli fa indicare che gli somigliano un po', insomma. Era stata preannunciata una richiesta istruttoria dall'avvocatessa Valenti, mi pare. Sì. Di farla in sede? Sì. Al microfono. Sì, l'avvocatessa Valenti si riserva di fare richieste istruttorie al prosieguo. Presidente, chiedo scusa all'avvocato Di Giorgio. Sì. Per le eventuali richieste istruttorie che ovviamente non richiedono la presenza del collaborante, le faremo in sede, presumo? Sì, non ci sono preclusioni per le richieste, salvo poi le eventuali produzioni documentali. Quello che nasce da questa attività istruttoria che abbiamo svolto qui, un termine ragionevole. Certo, alla prima udienza possibilmente che terremo a Catania. Che debba essere assegnato. Presidente, chiedo scusa. Per la posizione del signor Campanella, per quanto riguarda l'argomento Lido dei Ciclopi, facciamo richiesta di produzione documentale non appena arriveremo in sede. Va bene. Per la prossima settimana, per le udienze riprenderanno il giorno 21, mi pare il calendario della prossima settimana, non so se è noto. Il giorno 21 è martedì e si farà la mattina, si tratterà questo processo, il pomeriggio è il processo per gli omicidi e poi andiamo avanti per mercoledì, giovedì e venerdì, sempre con la trattazione di questo processo. Giovedì 24 è fissato un collegamento in teleconferenza perché ci sarebbe ancora
qualche collaborante da sentire. Mi scusi, Prego? posso Presidente? Giovedì 24. Le chiedo scusa, Posso Presidente? Non ci siamo. Le chiedo scusa, Presidente. Sì. Io credo di ricordare, ma ovviamente i miei ricordi non possono ostacolare le decisioni della Corte né il processo che deve comunque andare avanti. Ricorda, Presidente, d'aver detto che dopo questa trasferta e le conseguenti fatiche c'era un difensore che chiedeva di rallentare per un po' il ritmo. Lei ha detto testualmente, e con il che certi programmi me li sono anche fatti, e non programmi di diporto, programmi lavorativi, e l'ha detto: a ritorno da la trasferta avremo la possibilità di rilassarci. Ha usato un termine sia pure metaforicamente auspicativo. Lei ritiene che tornando adesso noi lavoreremo martedì, mercoledì, giovedì? Non ho capito bene. E venerdì? Presidente, io in aula non ci sarò, glielo dico prima. Non so se vi prema che si esaurisca questa parte, o sino a che punto che si esaurisca questa parte dell'attività dibattimentale, che è quella del completamento della raccolta delle prove indicate dal Presidente, mi scusi, ministero. posso? Sì, no, volevo solo fare una correzione. Mi diceva che per venerdì il collegamento, per venerdì 24. Chi sono i collaboranti, Presidente? Il programma poi specificamente lo apprenderete dal pubblico ministero appena l'avrà formulato. Noi intanto abbiamo prenotato la sede per la teleconferenza. Presidente, il programma... Sì, scusi, Il programma noi lo potremmo indicare, se ritiene. Chiedo scusa, Avvocato. Perfetto. Avvocato Passarelli. Sì, grazie Presidente, mi scusi, ecco, mi pare che io vorrei ricollegarmi ad un'udienza trascorsa nella sede, diciamo, naturale, alla fine della quale i difensori, signor Presidente, concordemente dopo una riunione congiunta si erano espressi, signor Presidente, nel senso che i ritmi di tollerabilità e di funzionalità, più che di tollerabilità, di funzionalità io direi, di questo processo, a nostro avviso, che potrebbe essere anche errato, signor Presidente, ma era il concorde avviso di tutti i difensori di questo processo, erano nel senso, signor Presidente, che il limite massimo fosse quello delle 3 udienze settimanali. Ricordo, naturalmente abbiamo tenuto a precisare, compresa la mezza udienza del processo per gli omicidi. Ricordo, signor Presidente, e in questo senso abbiamo formalizzato un documento che è stato letto in udienza. Ricordo, signor Presidente, ho concluso, che la signora vostra ci ebbe a dire che richiedeva un nostro ulteriore sforzo per quella settimana in corso. Dopodiché vi sarebbero state delle settimane inframmezzate da ponti, per cui la 4ª udienza non si sarebbe in ogni caso fatto. Dopodiché vi sarebbe stata le udienze romane, con lo sforzo eccezionale che era preventivato e che è risultato naturalmente, che poi si è effettivamente verificato e l'abbiamo constatato tutti personalmente. Al ritorno credo di aver capito che la Presidenza ci annunciava che avrebbe aderito al nostro progetto di 3 udienze settimanali, signor Presidente. Noi, non so se è questa la sede, forse certamente non lo è, ma le possiamo già riconfermare e anticipare che non penso che potremo recedere da questo, diciamo così, ragionata meditazione. Quindi, signor Presidente, questo progetto delle prossime 4 udienze settimanali, purtroppo noi non ci vede concordo, non possiamo per la prossima settimana possiamo cominciare martedì pomeriggio con l'udienza per il processo degli omicidi e fare il mercoledì, giovedì e venerdì trattare questo processo. Signor Presidente, ci sono molti difensori impegnati anche nel processo cosiddetto Orsa Maggiore 3, quindi si risolve solo quando è l'udienza? al 50%. Quando è? Per Orsa Maggiore 3 quando è l'udienza? Credo, ho capito, martedì pomeriggio, no? Scusate un momento, martedì 21 nel pomeriggio, Orsa Maggiore 3 qual è? Presidente? Noi siamo. Siamo noi, Presidente. Sentite, io la mia aspirazione sarebbe stata quella di poter finire
entro il mese di maggio la raccolta delle prove offerte al pubblico ministero. Questo è il discorso. Quindi cominciamo martedì pomeriggio con Orsa Maggiore 3 e vediamo di fare le 3 udienze. Comunque quella di venerdì con la teleconferenza dovremo farla necessariamente, perché poi sennò scatta dovremo metterci in coda per la prenotazione Chiedo scusa, Presidente. dell'Aula. I giorni di udienza sono sempre quelli che ha indicato poc'anzi, allora? I giorni di udienza allo Stato io indicherei il martedì pomeriggio per Orsa 3. Martedì mattina quindi non più? Non più, mi stanno rappresentando che mi ero impegnato diversamente, quindi io tento a dimenticarli questi impegni. Quindi fare Orsa 3 per martedì pomeriggio e fare mercoledì, giovedì e venerdì per questo processo. Signor Presidente, purtroppo capisco. Ne riparliamo, Avvocato, ne riparliamo. Presidente, Tanto teniamo presente questo programma. Va. E vediamo i programmi del Pubblico Ministero, se ci può inserire tutto quello che ancora ha nel sacco. Potremmo conoscere il programma del Pubblico Ministero per la prossima settimana? Sì, Avvocato, un attimino E allora, 22. No, il 22, esatto. Solo Privitera. Quindi il 22 che è mercoledì. Sì, lo dichiara. Allora, il discorso per questa individuazione, il discorso è il seguente. Persone da affiancare alla persona da riconoscere disponibili non ce n'è, e ha ragione mi pare, perché si dice ci conosce a tutti. D'altronde si tratta di una individuazione, quindi può bene essere mostrato da solo il Privitera, perché se non vado errato, il mio ricordo non mi tradisce, è una persona ben conosciuta dal collaborante, solo che anziché essere conosciuto col suo cognome è conosciuto con un certo soprannome. Si tratta di vedere se il soprannome corrisponde alla... Quindi se il Privitera intende sottoporsi all'esperimento lo dica, se invece intende sottrarsi lo dica pure. Dov'è Privitera? Dov'è? Leggo il programma intanto? Prima facciamolo venire a Privitera e glielo spiego il discorso. Privitera, il discorso è questo. Come lei ha sentito, per lei va bene? Non ci sono problemi. Allora facciamo entrare il signor Avola. Allora, signor Avola, osservi questo imputato e ci dica se è persona da lei conosciuta oppure no. No, niente, non deve dare. Va bene, però... Vuole dirlo più forte, per favore? Sì. Possiamo allontanare, far appartare? Ok, lei ha dichiarazioni da fare? Non è registrato, Presidente. Allora, non lo conosco. Non è registrato, però. Ha detto che non lo conosce. Come registrazione, dico, proprio poi per la trascrizione. Ah, ecco. Non riconosco questo imputato, non... Si può accomodare. Possiamo licenziare Avola o ci sono altri? C'è altre osservazioni. Allora, Avola, lei sinora è stato rinunciante, mi pare. È stato? Lei sinora è stato rinunciante a presenziare al processo a suo carico. Per il futuro... Presidente, poi dobbiamo formulare una domanda. Scusi. Per il futuro intende sempre rinunciare o presenziare? Non lo so, se lo vogliamo mettere a verbale. Intende rinunciare. Pubblico Ministero? No, Presidente, le chiedo scusa. Le chiedo scusa. È stato detto una domanda. Domanda non può essere una domanda che giornata è parte dell'esame. Io la pregherei di ricordare il Pubblico Ministero vuole...
se il pubblico ministero vuole riprendere l'esame, dobbiamo appartare. Presidente, il signor Presidente, lo Avola. appartiamo e La mia Farà la osservazione domanda, è- ci saranno le osservazioni e tutto. No, Sì, no, sì. ma la mia osservazione Si è dovrebbe diversa, è di appartare. principio. Ha chiuso l'esame. È chiuso. Domande? Signor Avvocato, vediamo che domanda è. No, Presidente, è domanda al collaborante. Io le chiedo scusa, Presidente. Molte volte lei ha... Allora, detto, la parola al signori pubblico ministero, difensori. per favore, Avvocato, un momento, è suo tempo. Presidente, la domanda era soltanto in esito a questa individuazione con esito negativo. Volevo cercare di capire, perché non lo ricordo, non fosse altro per questo, quali sono state, quante volte ha incontrato questo soggetto di cui ha parlato. Credo che sia nell'interesse di tutti, anche delle... Io non c'entro più nulla. Io non c'entro più nulla. No, lei stava facendo un discorso No, di ma metodo. adesso ho saputo di che si tratta. C'è una posizione specifica, io non c'entro più nulla. Avvocato, è per questo io ho dato la parola al Non pubblico sapevo. ministero, mi scusi. Quindi è una domanda soltanto per cercare di capire... Allora, anche ci perché sono non lo osservazioni in proposito? Non ho sentito le motivazioni della richiesta del pubblico ministero. Se cortesemente le vuole ripetere, in maniera tale che possa interloquire. Volevo soltanto fare qualche domanda, o una o due, non di più, sulle circostanze temporali in cui avrebbe visto l'imputato che oggi non ha riconosciuto. Signor Presidente, c'è opposizione al riguardo e credo che il pubblico ministero non possa più ritornare, e se avesse voluto avrebbe potuto ritornare in sede di riapertura dell'esame, così come ha fatto sino ad ora. L'esame è stato ultimato, quindi ritengo che non sia più consentito che il pubblico ministero possa formulare domande di questo genere. L'ha detto. Signor Presidente, posso? Signor Presidente, posso? Presidente, posso? Avvocato Pogliese. Sì, sostengo quello che è il punto di vista anticipato in ordine generale del signor Avvocato Russo, specificato nella difesa sia pure ex officio delle privatera da parte dell'Avvocato Viscuso. È finito l'esame, è finito il controesame. Sì, su questo punto, di conseguenza... su questo punto io rigetto ogni opposizione perché è nata da una circostanza contingente. Tuttavia ritengo che in questo momento una domanda di questo genere ha una carica di suggestione che non ci consente, pur dovendo riconoscere, almeno personalmente, che l'indagine è doverosa. Io non so, poi valutando tutte le altre richieste del pubblico ministero, invito il pubblico ministero a ritornare sulla richiesta in altra sede, se si potrà procedere in un momento successivo a un approfondimento dell'argomento che almeno così in ipotesi sembra doveroso. E anche, Presidente, si tratta di vedere il verbale e cosa ha già dichiarato, perché se lo avesse già fatto delle dichiarazioni... Oltretutto c'è anche questo. Allora, possiamo licenziare Avola, che rinuncia per il resto e può andare. E penso che possiamo togliere l'udienza. Presidente, mi scusi. Presidente, mi scusi, io ho una richiesta istruttoria brevissima che, se mi permette, formalizzerei già in questa sede. Se lei ritiene, Avvocato Passarello, lo può fare. Lo può fare. Oppure, Presidente, dedichiamo l'inizio della prima udienza Io dico che in linea di principio anche nelle prime udienze, perché ci sarà da esaminare il materiale e tutto quanto, quindi un termine ragionevole di tempo deve essere assegnato per ogni ulteriore attività. Allora, Presidente, postergo la richiesta. Presidente, possiamo conoscere il programma del pubblico ministero? Perché lo aveva annunciato. Lo leggo lentamente. Allora, in data 22 maggio 96 verranno esaminati l'ispettore Merendino, l'ispettore Agnello Russo, l'ispettore Concetta Sfarra, l'ispettore Lapi, il dottor Guido Longo, il dottor Giuseppe Fontanazza, il colonnello Saliva, il dottor Perrini,
il maresciallo Tropea, il brigadiere Ielo e il dottor Bruno. In data 23 maggio è tutto il giorno pure, Presidente? 23 giovedì? Sì, è tutto il giorno? Sì, almeno. Verranno esaminati il capitano Valerio Giardina, l'ispettore Marcello Gian Berardini, mi pare che sia. Gian Bernardini. Il sovrintendente Nicola Terrizzi, il sovrintendente Stefano Marini, l'ispettore Nardis, il dottor Tuccio Pappalardo, l'ispettore Tudisco Sebastiano, il sovrintendente Rinaldi Giuseppe, il sovrintendente Mario Bosilio, l'ispettore Francesco Oliveri, il dottor Montemagno e il dottor Speranza. In data 24 per la teleconferenza indico i seguenti collaboratori di giustizia: la Barbera Gioacchino, Di Matteo Santo Mario, Castelli Salvatore, Pattarino Francesco e Ciulla Salvatore. Si intende che se non si dovesse arrivare a esclutere tutte queste persone, slitteranno alla settimana successiva nelle udienze che si stabiliranno. Il 23. Signor Presidente, poi ne parleremo in sede della risoluzione finale di quel Sì, problema, perché Presidente, devo che vedere, per noi rimane... Avvocato Passarello, devo vedere il calendario del Presidente Licciardello. Signor Presidente? Chiede a me, Presidente? Sì, lo dico a lei. E lunedì c'è udienza, per esempio, sappiamo. Non lo chiedo a lei, sto dicendo che prima di riorganizzarci in qualsiasi senso devo vedere anche il calendario del Presidente Licciardello. Ma io non credo comunque che si possano fare meno di 3 udienze alla settimana per questo processo. Signor Presidente? Quindi Presidente, sarebbero 3 più la mezza giornata, questa è linea di principio, però siccome ci sono anche udienze, anche giornate in cui tiene udienza il Presidente Licciardello, dovremo saltarle. Insomma, ci aggireremo intorno alle 3 udienze alla settimana. Signori, è tutto, grazie e arrivederci a Catania. Signor Presidente, permette. Parli. Allora, ancora un momento, attenzione, l'imputato Santa Paola Benedetto la parola. Signor Presidente, da 2 anni ogni udienza mi domando perché il dottor Bettone ce l'ha con Santa Paola, perché così finalmente stasera ho capito perché ce l'ha con me. Signor Santa Paola, guardi che non sono argomenti che attengono, detti così, non sono argomenti che attengono alla materia processuale, quindi io non posso stare ad ascoltarla, ogni argomento deve trovare il suo filone tecnico per trovare ingresso. Lei, non so, dichiarazioni di questo genere, le scriva, faccia quello che le pare, ma dichiarazione verbale di questo genere io non ne posso raccogliere.